Vittorio Veneto torna il presepio degli artigiani curato da Confartigianato. Anche quest'anno avete deciso di offrire questo presepio alla città. Beh, certamente per noi ormai è diventato una tradizione, anzi è un intervento che fanno i nostri soci dell'ANAP, i nostri pensionati, che si prestano ogni anno a realizzare questo presepe che quest'anno è stato poi abbellito con l'illuminazione di tutti i bossi circostanti, nelle aule circostanti, che hanno reso i giardini pubblici molto più attraenti e belli e festosi per il Natale. Quindi un presepio che va visitato di giorno per poter apprezzare anche le decorazioni dei vari personaggi che popolano il presepio, ma anche di sera per fruire della suggestiva atmosfera. Certamente di giorno per apprezzare le bellissime opere dei ragazzi del Munari che qualche anno fa hanno partecipato appunto alla realizzazione della decorazione del presepe. La sera si può apprezzare la bellezza dei giardini illuminati come non lo sono mai stati, ed è un po' così una sfida che abbiamo raccolto grazie all'assessore, al vice sindaco Posocco, che così un giorno parlando ha detto ma sui giardini si potrebbe fare qualcosa, e noi giustamente come sempre ne approfittiamo e abbiamo preso l'occasione al balzo per realizzare quello che abbiamo fatto quest'anno. Qual è l'augurio che Confartigianato, la vostra associazione di categoria, vuole fare ai vittoriesi? Di buone feste e insomma di essere un po' orgogliosi di quello che viene fatto in città, perché malgrado tutto e malgrado soprattutto le difficoltà del momento c'è stato molto impegno da parte di molti per rendere questo Natale festoso e illuminato.